Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria di via Poerio a Mestre parlano chiaro. Il divaricatore in mano a uno dei 5 banditi entrati all'interno, in grado di avere ragione anche di una porta blindata, potrebbe essere quello rubato solo 2 ore prima nella caserma dei Vigili del Fuoco di Padova. Un furto d'oltre 100.000 euro, quello messo a segno in questo negozio di orologi di lusso di secondo polso, con il titolare che ha raccontato ai nostri microfoni tutta la sua disperazione. Furti in gioiellerie che potrebbero seguire a quelli avvenuti in serie nelle caserme dei pompieri. A febbraio Copparo nel Ferrarese, a settembre Mestre e Montevarchi in provincia di Arezzo. Lo scorso 7 ottobre il distaccamento di Abano Terme, nella notte tra domenica e lunedì la caserma di via San Fidenzio a Padova. Furti ingenti su cui stanno indagando i carabinieri. Questi divaricatori valgono tra i 10 e i 20.000 euro e sono strumenti in grado di salvare le vite. Sono dei divaricatori, delle grandi pinze che servono per tagliare le lamiere, per fare dei varchi e salvare dei feriti, prevalentemente negli incidenti stradali, ma in genere in tutti quei casi in cui o bisogna farsi spazio per entrare o bisogna fare spazio per estrarre un ferito. Adesso i vigili del fuoco sono tornati a usare strumentazioni meno efficienti, spiegano i sindacati che lanciano un appello. Sì, noi abbiamo chiesto assolutamente di ripristinare il prima possibile nel distaccamento di Abano e in sede centrale sulla prima e la seconda partenza, che sono i nostri automezzi, queste attrezzature indispensabili per un soccorso efficiente. Nel frattempo resta l'amarezza in chi per mestiere soccorre le persone e adesso sta pensando, in alcune caserme, di dare il via alle ronde. Purtroppo è una nuova tendenza che ci addolora, in realtà addolora prima i cittadini e quindi sicuramente anche noi.